E adesso i siti di informazione online, siracusaoggi.it, a Francofonte, acido contro l'auto del sindaco, seconda intimidazione per Palermo, solidarietà della politica, acido contro l'auto del sindaco di Francofonte, Salvatore Palermo, è la seconda volta che si ripete un simile gesto e secondo una prima lettura avrebbe tutto l'aspetto di un messaggio intimidatorio. Immediata la condanna e la solidarietà del mondo politico siracusano, tra i primi ad intervenire il deputato nazionale del PD Sofia Amoddio e Pippo Zappulla. Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al sindaco Palermo, ha detto Amoddio, vittima ancora una volta di un vile attacco intimidatorio. Evidentemente il suo operato di amministratore onesto e trasparente non va bene a chi è incapace di rispettare le leggi e le regole del vivere civile. Per Zappulla va invece ribadita la condanna di ogni forma e atto violento e per affermare civiltà, libertà e democrazia auspico che presto venga fatta luce e individuati i responsabili.